che ora apri? Sì, a che ora apri? Alle 7. Sicura, nonna. Non è che quando arrivo trovo già la pasta pronta. Ogni anno, la vigilia di ogni venerdì santo, ci domandava a me nonna, domani a che ora apri? Caversi sì, non nozza, mantemo mano. Ma alle 7 inizia a impastare la pasta. Cacirta non nozza. Allora nonna, domani appena le campane della chiesa del Rosario, perché le campane della chiesa del Rosario si sentivano sia da casa mia che da casa di mia nonna. Appena le campane della chiesa del Rosario suonano le 7, tu stai iniziando a impastare la pasta. Ma sì, non nozza, io come te l'hai a dire, va? L'indomani, dom 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 ding! Alle 6:30 scattavo come un tuppetto da casa mia verso casa di mia nonna per vedere come mia nonna preparava la pasta. E correvo e saltavo. Avevo solo 6 anni, ma correvo e saltavo. Curva a destra, sinistra, destra. Ecco il rosso della casa di mia nonna a spiccare sulle altre. Ma quando stavo per arrivare alle 7 in punto, che oramai la vedevo la casa di mia nonna, e tra pochi secondi avevo scoperto il mistero della pasta. Minchia, già hai impastato la pasta. Non me l'avevi detto alle 7. E perché cura suona nonnozza? I sitte. E io ora mi sa mano. Sì, nonna, ma tu mi avevi detto che alle 7 iniziamo a impastare la pasta. Invece la pasta già è pronta. Ah, nonnozza, io ora mi sa mano. E che semplice retro, e certe cose mi fa capire. Nonna! Ma sicura che la impasti tu questa pasta? Ah, va, non so. E qua basta allora, o Spirito Santo. Mia nonna bugie non mi diceva, e questo è sicuro. Ma intanto, ogni anno, ogni venerdì santo, io arrivavo puntuale e la pasta già era pronta. Ma un anno la vigilia del venerdì santo ci disse a me nonna, domani ancora rapi? Caversi sitte, non nozza, mandiamo mano. L'indomani, dom 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 ding! Alle 4:30 scattavo come un tuppetto da casa mia verso casa di mia nonna per vedere come mia nonna preparava la pasta. E correvo e saltavo, curva a destra, sinistra, destra. Ecco il rosso della casa di mia nonna a spiccare sulle altre. Ma quando stavo per arrivare alle 7 in punto, che oramai la vedevo la casa di mia nonna, tra pochi secondi avevo scoperto il mistero della pasta. Minchia, già hai impastato la pasta. No, oh no, me l'avevi detto alle 7 e sono arrivato alle 5 e la pasta già è pronta. Mia nonna bugie non ne diceva, e questo è sicuro. Però mi piaceva sto mistero della pasta. La pasta nata dal nulla, la pasta sacra con cui ogni anno mia nonna faceva i cicciolini. Ogni anno, ogni venerdì santo, quando stava per arrivare a casa di mia nonna, vedeva la finestra della stanza del forno già aperta a vanetta e subito capiva che mia nonna era sosota e la pasta era pronta. L'ultimo tratto di strada rallentava perché non voleva arrivare troppo sudato. Toppoliava dalla vetrina e dalla finestra della stanza del forno si sentiva: aspetta, nonnozza, aspetta, il tempo di scala, che stai arrivando. Scroscio di calascinne e la porta si rapia. Mia nonna poggiava la sua mano caddosa nella mia testa. Ah, nonnozza, ma com'è che sei tutto sudato? Te mettesti a correre? No, nonna, ma quale correre? Ma come no, nonnozza? Ma se mi sta parendo un bordicino? Dava un bacio nella fronte a quel pulcino a cui voleva tanto bene e ci incamminavamo verso le scale che portavano alla stanza del forno. Aveva arrivato o primo da 14 nipoti. E ancora, ma cara Mazza Maria, la figlia di mia nonna, stava dormendo. Ero il primo vice diretto assistente capomastro dei ciccioli di mia nonna. Finiti scale che portano alla stanza del forno, l'usciolo di pasta mi traseva in rossa. La pasta è come la mamma,
buona e tenera, è lì che ti guarda se vuoi ti puoi sfamare. E se la prendi a pugni, lei cambia forma per adeguarsi ai tuoi movimenti, per diventare più buona e saporita, sempre pronta ad andare nel forno, pur di saperti felice. Nonna, nonna, come si chiama sta cosa dove impasti la pasta? Camaedda, nonnozza. Nonna, nonna, è quello lì dove c'è il carbone. Usto fuoca, nonnozza. Nonna, nonna, è che da? A tannora. Nonna, 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 è che da a bascoglia, nonnozza. I sapeva a memoria il nome di tutte le cose, ma mi piaceva farmela contare da mia nanna. Dopo cominciava a fare domande a te sulle foto dei cristiani pennute ca e danda a stanza del forno. Nonna, nonna, e che gioco è? Come fa, nonnozza? Un anno cola. Nonna, nonna, è che da? A nanna Marantonia, mamma. Anche i nomi dei miei bisnonni, bezzii sapeva a memoria, ma mi piaceva farmela contare da mia nanna. Era un momento di domandare era che da foto pennuta al centro della stanza del forno. Nonna, 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 e che da è? Mia nanna levava mano da impastare, nisceva un fazzoletto di un reggipetto, ranne, e dopo che nisceva lo fazzoletto si studiava lo sudore della fronte. E con da studiata mia nanna si asciugava magari qualche lacrima che il tempo ancora non aveva portato via. Quello della foto appesa al centro della stanza del forno era Uzzunino, un fratello di mia nonna che era stato deportato dai tedeschi in tempo di guerra. E che da nozza? E ma fratello, caso portano i tedeschi in tempo di guerra. Nonna! Ma perché c'è tutte queste pugne a pasta, nonna? Caso portano i tedeschi in tempo di guerra. Perché la nonnozza che così la pasta diventa più buona e più saporita. Nonna, io posso mettere sopra l'uova. Una sessantina d'uova mi aspettavano. Ma nanna mi dava un pignatore chilo d'acqua. E io, a uno, ci zaccava l'uova. Perché l'uovo se guaria. A così una volta messo un cicciolì e infornato, non si spacca. Tale come a fare. I peggi a uno, e camanozza, i compagni fanno la pignata. Amato, lì già non nozza. Sì, no, non ti preoccupare. Nonna, se ne sono rotte solo 7. Solo 7 a nonnozza. E a quanto ne voleva rompere? 10, 20. E malo tempo caranzaggio. Avanti. Niente ce fa, nonnozza. Non ti farai stornare. Non ci pensare. Con questo, più tardoletto, ne facciamo una bella frattata. Pa comune, lasciamo riposare la pasta. A così da cresce. E tant'è che non riposiamo magari noi, va? Quel lasciar riposare la pasta accresceva in me il mistero della pasta dei ciccioli di mananna. Una pasta creata dal nulla, che la si prende a pugni per farla diventare più buona e saporita e la si lascia riposare per farla crescere. E così la pasta riposava andava maida, mia nanna riposava andava a segia e io facevo avanti a rere per la stanza cercandomi qualcosa che fare. Vieni qua, nonnozza, va. Vieni qua. Assettati con me. Assettati con me che ti conto un conto. La sedia di fronte alla finestra. Dalla finestra della stanza del forno si intravedeva l'Etna. A vera nonnozza a montagna. Si conta.
o posto da montagna, Ciranchiano, Manchiano Ranne, Conciome, un fiume che si chiamava Pietro. Pietro o ciome era maritato con una stella, ma non lo sapeva da tutte le stelle che ci sono nel cielo, che era la moglie di Pietro. Ma se ogni giorno, i quattro, quando non si capisce se è notte o mattina, teneva già do ciome Pietro, vedeva specchiata una sola stella. Era la moglie di Pietro. Che si conta che Pietro stava innamorato di Stella perché che ci contava tante conte. Ma che posso dire, Stella era come un fuoco pieno di conte, di favole, di come che chiamano? Là è un pezzale in guallaio. Di leggende. E tutte queste cose che Stella sapeva, ci contava a tutto il mondo che la voce che ella faceva. Un giorno, Stella si specchiava nell'acqua di Pietro. Pietro, ciome, correndo, si innamorava di Stella e di Saconte. Ma c'era un problema. Stella era lontana assai. Pietro, o ciome, camminava in terra. E come ci diceva che ci voleva bene, che era innamorato. E a così tutto l'amore e lo bene di Pietro per Stella si seccava in tutto quello che l'acqua di Pietro incontrava. E fa così che un giorno tutti gli alberi che vivevano si dissetavano dell'acqua di Pietro. Ok, erano assai st'alberi, con tutta l'acqua piena d'amore e di bene, trasformarono tutte le foglie che avevano in lingue, ma lingue di cristiani, all'ovuta tapare. E a così, o bene e l'amore di Pietro per Stella, dell'acqua passava la terra, il radice, l'albero, i fogli, che ormai avevano diventato lingue, che finalmente arrivavano di Stella. Pietro ci domandò di maritarsi, ma anche senza dote se l'avesse pigliato. Però ci disse a Stella che ella non ce la va a contare più a tutto il mondo i conti. Va bene, sa signore, sa può fare, ci rispondeva Stella. Però Stella ci disse a Pietro che in cambio Edo ci va a promettere che ogni giorno i quattro, quando non si capisce su è notte, su è mattina, solo Edda, solo Stella sa va a poter specchiare nell'acqua di Pietro, se non che sotto Pietro l'avesse tradito, Stella con tutto il fuoco che c'aveva avesse seccato tutta l'acqua di Pietro e l'avesse trasformato nella montagna, ma una montagna ranne di pietre. E per 100 anni Pietro fu fedele ogni giorno. I quattro sotteniva dando come Pietro. Solo Edda, solo Stella si poteva specchiare. Giorno un'altra stella che era a più vecchia di tutte le stelle che ci sono nel cielo. Stava cassando. Si conta che le stelle più vecchie sono e più belle diventano. Non come a noi, che più invecchiamo e più scarsoletto ne facciamo. Ma che come vuole Dio, niente ci fa. Quando cascano, le stelle cascano perché sono troppo belle. E con dolore che fanno quando cascano
i desideri di cristiani, che sono oscuri, si addormentano e diventano verità. E da era più vecchia di tutte pare, e era la prima volta che si trovava a passare da una Sicilia. Erano i quattro. E giù, o uomo non sa fare occhio. Pensa conno, fece specchiare d'altra stella, ma fonza conno. Ah, poi cascava. Stella, a moglie di Pietro, si incazzava. Ma si incazzava forte. Dottore, con il fuoco caccia via, seccò tutta l'acqua di Pietro e fece monzeddo ranne di Pietro. Ma che che faceva dannare a Pietro? Non era che non c'aveva più l'acqua. Che si dannava perché non poteva sentire più le conte di Stella. E tutte le pietre che c'aveva dietro erano tutti i conti che Stella ci aveva fatto quando Pietro ancora era giovane. E così, Pietro i conti l'aveva dietro e intanto ne poteva sentire, cosa da impazzire. Certe volte si sbagliava che ci pigliavano i 5 minuti che tutte le pietre diventavano come un fuoco e certe volte saltavano ma carente l'aria e saltavano. Per quietare a Pietro, per calmarlo, che ci voleva o qualcuno che si metteva carecchio in terra, così, a sentire tutti i conti che Pietro ci aveva rientra, o se non ci voleva qualcuno che ci contava un conto. Per questo mia nonna diceva che è importante contare i conti, perché se da troppo tempo la gente non conta i conti, l'Etna, che un tempo si chiamava Pietro, s'ancazza ed è rotta. Ciao, zia Maria, ciao! Ma zia Maria, stava sotto. Bollevata, baronetta, bollevata. Ah, facciamo matanate, facciamo, a Tereco. Dopo che la pasta si era riposata, veniva spartuta nei pezzi più neri. Mia nanna e Mazza Maria si settavano una in faccia all'altra. Una tavola sopra gli anni e alleggia la pasta cominciava a pigliare forma. La principale caratteristica che differenzia un cicciolì da un altro è l'avere o meno umanico. Vuoi sapere chi è umanico? Lo conta e se la scuote ti risponde. Io e i macocine mascoli avevamo per diritto o cicciolì con manico, i femminili senza manico, salvo richiesta specifica. Mio padre era la più alta dimostrazione di come lo cicciolì ti fa tornare piccirino. A mia nanna ci diceva: mamma, io o voglio con manico e con due uova. Nonna, c'è da crepare, nonna, dammi un pignatino che va a pigliare latte. Aspetta, nonnozza, aspetta. Ma lo tempo che non si ha. Forza, dammi un pignatino. Te aspetta, nonnozza. E come fare con questo, ah? Te, nonnozza, ti raccomando, fate dare chiedo da menna sinistra. Mia nonna diceva che il latte della minna sinistra è più tenero di quello della minna destra, perché a sinistra ticche tacche tacche ticche tacche tacche ticche tacche tacche ticche c'è il cuore che batte e che è più tenero.
sala, senza farsi vedere dei mascoletti. Toccatevi minne. A minna sinistra è più tenera. A me nanna ragione c'aveva. Sì, nonna, non ti preoccupare, quello della minna sinistra, perché a sinistra tic-tac, c'è quello che batte e quindi è più tenero. Beh, te lo preparo. Mi hanno detto di darmi un po' di latte, prima di mettermi quello della minna sinistra, perché a sinistra tic-tac, ed è più tenero. Che musica quel latte che usciva dalla minna sinistra. Mano caddosa, t'allippente la minna cercando conforto. Sempre calda è la mano che munge una minna. Te guariano latte che ancora a nascere. Sgricciando arrivante la pignata, luciauro, chiana fino all'ucelo, ianco, come lo colo di un picciriddo, te resta ante l'occhio durante la vista. Grazie, Tano Graparo, grazie. Tano o Graparo era il cugino di Paciozzo o Pecoraro. No, Pedro che tu do ciuma, ma era dato a costella. Un altro Pedro. Azzurro, come un cielo d'agosto ce l'hanno contato, ma Eddo solo furava verde come l'erba che ogni giorno Petruzzo ci dava a mangiare alle sue pecorette. Ben assai Petruzzo ci voleva allo suo gregge. Ogni giorno, alle 4, quando non si capisce su del notte o mattina, Petruzzo s'armava di ferra, 4 pezzetti la sacchetta, rapia la porta della casotta e davanti trovava già pronta, smarinata e piena di festa la crapuzza nera. Petruzzo teneva 4 cani, ma tra le 4 ce n'era una più affezionata. Crapuzza nera Petruzzo l'aveva attiato, lo corpo di una crapuzza e lo colore nero come la serce. Bella, dolce e intelligente era. Petruzzo diceva che a crapuzza nera manca parola, ci mancava. Appena Petruzzo ne esce dalla casotta, Crapuzzanivra lo linchieva de sauti e de vasona. Petruzzo ci azzeccava la mano in la ucca e Crapuzzanivra a mo' di oco fingeva di mozzicare. A così, Satarianno, avanti Petruzzo e appresso Crapuzzanivra si nievano a smarinare lo resto dell'armare. Petruzzo, Crapuzzanivra, 3 cani e 24 pecore se niemano sotto lo chiario della luna a cercare lo sole comparire. Petruzzo con un occhio vegliava attentamente sopra le pecore e con l'altro si perdeva ante la fantasia. Giorno era a pranzo nella casa del principe, un altro giorno era nel letto pieno di cuscina con una bella carusa che lo sventoliava al lato. Ma aveva una para di giorna, da settimane, magari di mese, va. Che Petruzzo si furava sempre la stessa cosa. Lo mare, azzurro, come lo cielo d'agosto ce l'avevano contato, ma Petruzzo se lo furava verde come l'erba che ogni giorno Petruzzo ci dava a mangiare alle sue pecorette. Petruzzo non ne poteva più, o nel modo o nell'altro, allo mare a vagliare. Un giorno, allo mezzogiorno, chiamò Crapuzzanivra e ci disse: Crapuzzanivra, ti raccomando, rapala tutti e 2 gli occhi, che io è mancare una rangatetta. Lassò di guardia la fidata Crapuzzanivra e se ne un Toriddo. Toriddo l'aveva visto lo mare, e chi era Toriddo che ci contava dello mare azzurro come lo cielo d'agosto, ma Petruzzo se lo furava verde come l'erba che ogni giorno Petruzzo ci dava a mangiare alle sue pecorette. Toriddo, oh Toriddo, mi porto il mare. Ma tu sai natare? No. E allora che ti porto a fare, o mare, Petruzzo? Prima ti insegno a natare e poi te ci porto. E tu mi insegni a natare? Addomandava speranzoso Petruzzo. Domani alle 6, puntuale, nella gibbia di Massariana.
che ancora Massariano l'orto non l'ha abbeverato e la gibbia sua è china d'acqua. Petruzzo era così contento che mai della sua vita, ma c'era un problema, Iddo adora ci va a dare da mangiare i sapecoreggi. Per cui se fece coraggio, Toretto, ma non potessimo fare più tardoleggio. Io adoro ci avessi a dare da mangiare i pecoreggi. E allora o mare te lo può scordare. No, vabbè, che c'entra? Domani alle 6 puntuale della gibbia di Massariano. Petruzzo era così contento che tornando allo suo gregge non si capiva tra Idro e Crapuzzanivra cui delle due si faceva più festa. L'indomani, alle 4, Ferra, Petro Pezzote, Petruzzo, Crapuzzanivra, Giaccane e 24 pecore se ne vanno sotto lo chiario della luna a cercare lo sole comparire. Ma stavolta, non appena Petruzzo intravisto lo sole, che ancora l'altro armale non se ne aveva accorgiuto, arrazzettò le sue pecorelle, chiamò Crapuzzanivra e ci disse: Crapuzzanivra, ti raccomando, rapale tutte e due l'occhio, che viene a mancare una rangatetta. Crapuzzanivra, bella, dolce, intelligente era. Petruzzo diceva per Crapuzzanivra, manca la parola, ci mancava. Alle 6 puntuale Petruzzo e Turiddu erano presso la gibbia di Massariano. Aspogliate Petruzzo, ci diceva Turiddu, lo quale già era in mutande. Turiddu s'abbiò a testa sotto che pareva un filichiummo, sguazzò anticchia mantarrere e poi dice: abite Petruzzo, abite chi pere verso sotto e appena si ammodo muove verazza e pere. Lo cuore forte ci trovava a Petruzzo, ma allo mare vagliere e picchiere allo mare si manzignare a natare, per cui si fece coraggio e s'ammodò. Io in punta l'acqua cominciò a muovere braccia e pere che pareva un toppetto. Alleggio, Petruzzo, che così peggio è. Un braccio lo sosteneva Turiddu. Petruzzo ci pigliò un gusto. Ah, non ci pareva che avesse stata così facile a natare. Lasciamelo braccio, Turiddu, lasciamelo braccio, che voglio ir solo. E alleggio, come un'ancilla zoppa, cominciò a nuotare da gibbia piena di fango e della marra. Io cavo nel revono senza pensiero, quando in tuttora, mentre che Turiddu si aveva allontanato tanticchia, l'upede di Petruzzo arrestava incagliato in una lazzata, di non si sa cosa, ma arrestava incagliato. De che manco se ne aveva accorgiuto Petruzzo, de che subito si sentì perire. Aiutami Turiddu, aiutami che incagliaio! Turiddu con un lampo si tò verso Petruzzo, lo quale già aveva occhio e naso a mo' dall'acqua. Lo cominciò a tirarlo per la brazza, ma non c'era verso. Allora Turiddu s'ammodò sotto l'acqua per cercare di sciogliere un maledetto filo. Ma chi? Era attaccato che manco un chiacco. E più volte Turiddu acchianava per pigliare un'occata d'aria e s'ammodava sotto. E ogni volta che s'ammodava, terrorizzato, guardava la panza di Petruzzo che si sciacanciava, causanza dell'acqua che non l'inchieva. All'20°, 30° tentativo, come fu non fu, Turiddu sciogliò un maledetto filo. Correndo, senza muoversi, lo corpo di Petruzzo acchianava a pieno d'acqua. Turiddu aveva l'usciatona così forte che non rinesceva manco a respirare. E con l'ultima forza che ci avevano arrestato, portò fuori l'amico povero sventurato. Arrisponnami ci schigliava dalla faccia Turiddu, che appena te recupigli ti porto mare. Già una lacrima e l'altra ci diceva Turiddu, lo quale ormai si era capacitato che non c'era più niente da fare. Nello mentre, in lontananza, sentisi una voce di femmina. Era la madre di Petruzzo che veniva una volta alla settimana per portarci le robe pulite e pigliarsi che dell'orde. Turiddu voleva morire insieme a Petruzzo, non sapeva che fare, lo voleva ammocciare, poi pensò di vestirlo,
Ma mentre stava a pizzicarci le cause, una schicchia forte come a chidda di un'ancilla scannata ruppe il silenzio di morte. La madre con una mano canziatoretto e con tutto il corpo si intonda lo suo figliozzo, piangeva interrotto e non si dava pace. A rispondermi, vita mia, che non può essere che sei morto. La madre non si capacitava, perché Petruzzo, con tutto quello che aveva passato e con tutta l'acqua che si aveva bevuto, aveva restato bello e colorito. Solo la panzaretta aveva sciacanciata, pareva che dentro aveva due palommetti. Dopo una ventina di minuti, che la madre sfigliava, i vicini sentendo le voci correro. L'appena scippare con la forza alla madre che si aveva illippata allo figlio suo e non voleva lasciare. Non appena riuscì a scipparla, la madre ittò l'ultima lacrima. E la sorte vosica da lacrima e sa cascare proprio nella canaletta che portava l'acqua della gibbia. L'indomani, alle 4, Crapuzzanevra, come sempre, aspettava con gioia lo padrone suo, ma non vedendolo spuntare si incuriosì. E, rastiano, lo cominciò a cercare. Giunta che era presso la gibbia di Massaroiano, intesi più forte lo ciauro di Patruzzo e s'avventò delle robe che andavano arrestato. Crapuzzanevra, bella, dolce e intelligente era. Petruzzo diceva che a Crapuzzanevra manca parola, ci mancava. Subito capì la mala sorte che ci aveva toccato allo suo padrone, pigliò la canottera in giù alla bocca e tornò allo suo gregge. L'indomani, alle 4, quando non si capisce se è notte, se è mattina, Crapuzzanevra, Giaccane e 24 pecore se ne vanno sotto lo chiario della luna a cercare lo sole comparire. Crapuzzanevra con un occhio veglia attentamente sopra le pecore e con l'altro si perde nella fantasia, azzurro, come un cielo d'agosto ce l'avevano puntato, ma era solo fuori verde come l'erba che ogni giorno Patruzzo ci dava a mangiare alle sue pecorette. Ma quel giorno Crapuzzanevra si trovò a passare vicino a un fiume e in quel fiume vi era specchiata una e una sola stella. Nonna, caccia un latte, nonna, te un latte, nonna, che posso fare? A casa di mia nonna, giocattoli, non ce n'erano, ma se volevo che fare, t'ho trovato. I scalone da scala che portano alla stanza del forno, non erano pezzote, ma donne, mi settava da in cima, aia! Faccia la stanza del forno, c'era la stanza dei palomme. Della stanza mi incuriosiva e mi spagnava. La porta mai l'aveva vista aperta. C'era incugnata una vecchia culla che la teneva sempre chiusa. Sapevo solo che da entra c'erano le colombe. Nonna, chi è da cosa da nonna? No, niente, nonna, stava scherzando. Ora ci ha portato i palomme. Ma appena arrivava davanti alla porta della stanza di palomme, la mia fantasia di palomme diventavano troppo assai. Mi scandavo, mi forniva a rete e me ne scappava a rete di scalone. Aiuto, i palomme, aiuto! Ma poi, con due tandicchie di pasta, ma come va a fare a sfamare tutte le palomme? Però poi il numero di colombe nella mia fantasia diminuiva e la paura era passata ed ecco che ero pronto per andare a rubare un altro pezzo di pasta
e il gioco reiniziava. Beh, ma che c'è da lei? Ma chi è che c'è da lei? Te veste, te veste. Lo sguardo di un Gesù di un quadro appeso nella parete della scala che porta alla stanza del forno mi seguiva. Ma di quel Gesù non avevo paura. La stanza di Palomme, sì, ma di quel Gesù no. Quel Gesù di quel quadro era amico mio. Di tanto in tanto, Mazza Maria mi diceva di andare a vedere se Gesù mi aveva portato o meno qualcosa. Appena Mazza Maria diceva vai a vedere se, io già ero sotto il quadro e trovava un cioccolatino, un biscottetto, una caramella, però certe volte non trovava niente. Mazza Maria mi diceva che Gesù non era potuto uscire perché aveva i pantaloni sporchi. Ah, Mazza Maria, ma che stai dicendo in causa lourde? Ma perché la mamma di Gesù non glieli lava i pantaloni? No! No! Ma allora è Monella la mamma di Gesù. Ed ecco che subito interveniva mia nonna ad interrompere quella iniziale pericolosa discussione blasfema. Che c'è già la madre di Gesù? Avanti a nonnozza, non è Monella, da meschina, con tutto che fare cacciate. Può capitare che non ci arriva a lavarci le calze. Avanti a nonnozza, va, cangiamo discorso camigle, che lo sai che queste cose non si schizza a nonnozza, che poi mi fa pigliare i 5 minuti. Monella. Sentite, sentite, sentite! Venite, venite, venite! Che è arrivato Alfio Cagliaro che vi porta le cecere, le mienne, le fave e ciance con ancellave! Avanti a nonnozza, va! Anziché parlare a Matola, va sentite un conto d'Alfio Cagliaro, va! Camiglio! Sentite, sentite, sentite! Venite, venite, venite! Che è arrivato Alfio Cagliaro che vi porta le cecere, le mienne, le fave e ciance con ancellave! A te, a picciottello, che te posso dare? No, veramente, 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 io venne per sentire il mio conto, va? Per sentire il tuo conto veniste. Assettati, va, che ancora non ignora. Alfio il Cagliaro era il suo nome, ma tutte lo sapevano a sentire. Cacafuoco. E perché cacafuoco? E perché? Perché ogni volta che Alfio Cagliaro arrivava con suo carretto pieno di fave, di cecere, di miennole, per attirare le persone raccontava loro il conto di cacafuoco. Ogni giorno Alfio Cagliaro sempre che contava conto, sempre la stessa storia. E nonostante ormai i cristiani sapevano a memoria il conto di cacafuoco, appena Alfio Cagliaro arrivava, tutti ranni e nichi correvano per sentire lo conto contare. Però spesso, a conto venuto, la gente si suseva, si pigliava la seggia, e dopo che si suseva e si pigliava la seggia, si nieva a casa, senza comprarsi niente. Ma ad Alfio Cagliaro non ci interessava. Che tu, appena arrivava con il suo carretto, assettate per anni vecchi femmine e picciretti, che è arrivato Alfio Cagliaro che vi conta lo conto di cacafuoco. So conta che in Sicilia, tanto tempo fa, nasce un picciretto di nome Prospero. Per l'amici Prospereggio e per l'amici più stretti Prospereggio cacafuoco. Appena nasceva una levatrice ci appoggiò le mani della panza,
Caura era la panza di Prospereddo, era questa caura che la lavatrice s'abbruciò le mani e Prospereddo cascò in terra e appena mise le pere in terra, che era la prima volta che metteva le pere in terra, signore miei, cominciò a correre, correva e gli era più veloce del cavallo della lepre e un coniglio che c'aveva a fare. Pareva che dentro aveva un motore sempre dromato che faceva correre. E signore miei, che ci credete o meno, questa è storia vera. Si conta che quando Prospereddo correva così forte che dello culo ci nisceva lo fuoco. E la gente vedendolo passare, c'era cosa addumava una sigaretta, c'era che ci diceva Prospereddo, vieni qua, fate una corsa in giù forno, va. Prospereddo con una corsa e quattro vampate e allo forno si addumava. E fu così che tutto sappono a sentire cagafuoco. L'unico modo per fermare a cagafuoco era questo. Cagafuoco! Cagafuoco! Fermati! Che è pronto da mangiare! Cagafuoco si fermava, si poteva arrere, correva, e gli era più veloce del cavallo della lepre e un coniglio che c'aveva a fare. Si fermava e mangiava. La mazza del cagafuoco era disperata con sto piccerito che correva. E già meschina, per tenerlo tanticchia vicino, per tenerlo tanticchia fermo, pigliava un panino o che saccio un piatto da pasta e a picca ci lo dava. Te, Prospereddo, mangi il tuo spaghetto. Un tempo da ammogliare l'altro spaghetto e già cagafuoco aveva partuto e correva, cagafuoco, fermati, che è pronto da mangiare. E ancora siamo usa con uno spaghetto. Ma un giorno, del lontano Giappone, arrivarono in Sicilia l'ure e la regina. La regina era una veziosa e freddolina. Infatti erano arrivati dal lontano Giappone perché la regina veziosa e freddolina si voleva scaldare direttamente le mani col calore che nasceva dallo cratere più alto dell'Etna. All'arrivo dello re e la regina, tutte le paesane incuriosite acchierano verso la montagna. Ma appena la regina si stava acquariando le mani, ci cascò l'anello dello matrimonio nello cratere. Vede madre, come faccio senza un anello, sogno morta. E non farà così. Lo capisci che siamo in terra straniera? Che mi interessa la terra straniera, voglio un anello. E ora te lo compro, no, anello? No. Voglio kid. Ma come lo piglio, kid? Chiama tutte le tue schiave dello Giappone, ci fa portare una pigliata d'acqua, ci mettono che entra, e lo fuoco si studa e mi piglia l'anello. Ma che chiama tutte le schiave? Ma che te ne scemo, lo sentimenti? Te desse forza chiama tutte le tue schiave, sanno che da fuoco, forza! Ma se non me l'assero conto, come le chiamo? Forza, sanno che da fuoco, e all'assimo lo conto che le chiamo, Forza, chiama tutte le schiave, mi piglia l'anello. Va bene. Ma capisci? Caso chiamo tutte le schiave dello Giappone per una pignata d'acqua, che da appena arrivano mi affogano. E tanto se non mi chiama te fuoco io, forza, chiamali. Va bene. Ma mentre lo re stava dando ordini di chiamare una chiappata di schiave dello Giappone, della fodda si sente: scusasse, eccellenza, ma un tempo che coscienza chiama tutte le schiave dello Giappone per una pignata d'acqua.
Aneddu non si scioglie. Se tu vuole, c'è un picciotto che corre così forte, che sorpassa sopra lo fuoco, manco si brucia. Cacafuoco si chiama. E se tu vuole, cacafuoco, Aneddu ci trova. Eccellenza, scusassi, ma va scordata a dirci che cacafuoco una volta che parte a correre non si ferma più. Solo a ora di mangiare si ferma. Quindi, voscenza, in cambio, ci promettesse qualche cosuzza da mangiare, va? Arrivò Cacafuoco e l'urreccio disse: Cacafuoco, Cacafuoco, se tu trovi l'aneddoto della mia regina, un castello fatto di spaghetti e tutto. E che Cacafuoco correva, e era più veloce del cavallo della lepre e un coniglio che c'aveva a fare. E mentre Cacafuoco va a cercare l'aneddoto della regina, la gente incuriosita si avvicinava. Secondo me, Cacafuoco non torna più. Compare, ma che state dicendo? Ma che tu corre più forte di un coniglio, corre. Compare, può correre più forte di un coniglio, ma Aneddu non lo trova. Lo trova. Scusate, ma che sta succedendo? Compare, mi dicesse coscienza, come fa a trovare una cosa nica come l'aneddu, una cosa ranne come un cratere? Compare, ma che quando corre così forte, quando lo colo ce ne esce lo fuoco e ci vuole per cucchiare uno cacafuoco. Scusate, ma che sta succedendo? Sta succedendo che vengono lo re e la regina del lontano Giappone, perché la regina paziosa e freddolina si voleva scaldare direttamente le mani con calore che esceva dal cratere caldo dell'Etna, ma ci cascava l'aneddu e venne Cacafuoco e ci sta dicendo: ma compare che Cacafuoco non faccio trovare l'aneddu, perché come faccio una cosa come l'aneddu, una cosa come un cratere. Trova, ma no che non trova, e non vagita così. Non trova. Lo conta, e se la scuote, risponde. Cacafuoco trova l'aneddoto della regina. Compare, con la maretto, io che trovava, compare. Ma non può essere, ma come faccio a trovare una cosa nica come l'aneddoto, una cosa come un cratere? Al Fiucaliaro, sembra che raccontava storia. Ogni giorno sembra la stessa, però la gente parlava, discuteva, o trova, non trova. Cacafuoco trovò l'aneddoto della regina, la quale, viziosa, era così contenta per la gioia dell'aneddoto trovato che si mise a satariare. Che bello, trovai l'aneddoto, ma devo stare ora ferma, che ne stanno tagliando, non ti pare, ne stanno tagliando. Che bello, trovai l'aneddoto. E mentre la regina satariava per la gioia dell'aneddoto trovato, ci si sganciò lo reggipetto e finendo lo cratere. Bedamaggio, come faccio, sogno morta. Disgraziata tu, e quando te stai ferma? Pigliamo il reggipetto, sanno che me levo le mani davanti, ma che leve, la guarda che venimo dello Giappone per mostrarci le tominne a sta gente. Cacafuoco, se tu trovi lo reggipetto della mia regina, un cavallo di zucchero e tutto. Cacafuoco, correva, e che era più veloce del cavallo di una lepre e un coniglio che c'aveva a fare. Secondo me, Cacafuoco o il reggipetto non lo trova. Compare, che per dire la verità, stavolta magari io spero che non trova. Cacafuoco trovò il reggipetto della regina, la quale, viziosa
Era così contenta che cominciò a satare iauto. Che bello, che bello, che bello. Ciuvello Regipetto, ciuvello Regipetto, ciuvello Regipetto. Che bello, che bello, che bello. E a mezzo satariava, a buccò a reri, e la regina cascondo lo cratere. A brucia, brucia, brucio, a brucia, brucia, brucio. Disgraziata tu e quanto teri. Caca fuoco. Se tu trovi la mia regina, un cannone che spara palle di cioccolata è tutto. E che fuoco, correva, e che era più veloce del cavallo, della lepre e un grigio che c'aveva a fare. Cagafuoco ci vuole la regina, la quale oramai di Cacafuoco si era innamorata. E da veziosa di Cacafuoco si era innamorato. No. Voglio Cacafuoco. Basta! Tutto! Ma cornuto? No! Cacafuoco! L'urre si staccò un dente d'oro. Se tu trovi come dente, la piscina china da pasta al forno è dato. E Cacafuoco, correva, e gli era più veloce del cavallo di una lepre e un coniglio che c'aveva a fare. Ma quel giorno Cacafuoco non tornò. E non tornò neanche i giorni appresso, perché lo re aveva fatto finta di scippare solo denti e in lucratire non aveva ittato niente. Ma sto cosa fatosa? Cornuto, tornate no Giappone. Ma si conta che Cacafuoco ancora oggi è sul fondo dell'Etna, che corre. Ma quando l'Etna è rutta perché da troppo tempo la gente non conta le conti. Cacafuoco si ferma per tenere e proteggere la terra di Sicilia, sperando che qualcuno conti il suo conto. Compà, ma io non capisco una cosa. Ma come può essere che lo re e la regina, che vengono dal Giappone, parlano in siciliano? Compare, che per dire la verità, sta cosa non la capivo anche io, non la capivo. Ma perché? Su Alfio Galeano, un re e una regina gli faceva parlare in giapponese. Voi altri ci capiamo cosa? Nonna! Troppo bello con di Cacafuoco, nonna! Troppo bello! Aspetta, nonnozza, ma com'è che sei sempre tutto sudato? Ah, mannaggia! Aspetta, nonnozza, te tant'icchia d'acqua. Però, nonnozza, alligio che sei tutto sudato, Te raccomando. Ancora, te alligio, ancora. Amanda nonnozza, parogno una giudandecchia, però a nonnozza ti raccomando che ti viene qualcosa, alligio. E così, trovano un craparo, lo mare verde de Paciuzzo, i scalone da scala che portano alla stanza del forno, alla stanza di Palomi, i calzolordo di Gesù, e Cacafuoco. Era arrivato il momento della liffia. Vuoi sapere che è la liffia? Lo conta, e se la scuote ti risponde. Passare la liffia nei CV era un compito di alta responsabilità.
perché la liffia che regala il colore oro ai cicciolini. Chi ma cucini? Ma che ne sciarriamo per cominciare a passare la liffia? Una volta a mia cucina ci terrai magari i capelli. Veda, aveva arrivato a mezzogiorno. Io aveva di sera mattina che era già e ce la fa passare la liffia. Da faccia te la passa la liffia. Nonna, finendo di passare la liffia, nonna. Che brava, nonnozza. Bravo per da dire. Avanti. Ora vattene a mangiare, che è pronto. Ti raccomando, nonnozza, mangiamo buono, che va a crescere. Il pranzo era pronto. Si mangiava al piano di sotto. Nel frattempo tutti i miei cugini erano arrivati. Allegria e bordello erano gli ingredienti principali. Mia nanna restava fedelmente nella stanza del forno e io ci portavo la sua porzione di pizza che aveva fatto Mazza Maria, che dedicò l'ordo di Gesù. Dopo pranzo cominciavano le prime infornate. La stanza del forno, col forno acceso, si trasformava, tutto sudava. Di tanto in tanto anche i miei nonni e bisnonni delle fotografie si niscevano un fazzoletto e si studiavano lo sudore della fronte. Mia nanna si inventava conti di piccirilli morti dentro il forno per tenermi lontano. Ma io do forno non mi spagnava. Da stanza di palomme sì, ma do forno no, tagliava e ci diceva forno. Forno io te lo ringrazio, perché senza di te, come faccio un cicciolì? Ma mica sogna fosse babbo, che con tutto cauro, che c'è gioco, io mignone tia. Dopo la prima infornata mi veniva un poco di sonno. Vieni qua, nonnozza, vieni qua, assettati con mia, che ora ti fai un pezzetto di sonno. Che di stamattina la fai come un pazzarello. Mia nanna mi negava e mi piaceva appoggiarmi con la testa nelle sue minne, perché tra le minne di mia nanna c'era un ciondolo con una ballerina che non stava ferma ma ballava. Bella era, come lo sole in tale spica di grano. Mia nanna mi negava tra le sue braccia e la ballerina ballava dentro minne confortata. E i minne di mia nanna confortavano. E io con la mano provavo a pigliarla, ma ella con sapone si va a mocciare nello reggimento della minna sinistra. Io con l'occhio a barella così la tagliava. Alleggia sempre ingicava dalla bretella e mi tagliava con tanto amore e tenerezza. Quando la ballerina si imbucciava nel reggimento della penna sinistra, lo so tagliare diventava più tenero, perché a sinistra ticche, tacche, tacche, ticche, tacche, tacche, ticche, tacche, tacche, ticche. C'è il cuore che batte e lo tagliare è più tenero. Acciù! Me ne andassi a notare, la ballerina faceva cazzacatombole, piroetta, satona, però un poco si spagnava, si spaventava, perché quando me ne andassi a notare faceva scruscio, ma scruscio forte, che a certe volte succedeva la televisione giumata, e me ne andassi a notare, con lo scruscio cangiava, magari canale cangiava. Acciù! Ma non si notava e pigliava un fazzoletto dello reggimento. Dopo che pigliava lo fazzoletto si ciusciava lo naso. Dopo che pigliava lo fazzoletto si ciusciava lo naso, si tornava a razzettare a mezzi minne. Confortevole. E io speravo che mia nanna si notasse ancora. Perché quando mia nanna si notava, a ballerina faceva i cazzicatombole e il vestitino le si alzava. Bella era, come lo sole, tale spiga del grano. E io con la mano provavo a pigliarla, ma mia nanna mi diceva: no, non so vero, tutto, ma questa
non si tocca. E perché non? Perché? E fu così che mia nonna mi contò il conto dell'uomo verdura. Mio nonno, lo marito di mia nonna, lavorava all'orto. Un giorno mio nonno, lo marito di mia nonna, si via a vendere la verdura fuori paese. Ne nozzo, uno dei 5 figli di mio nonno, ci disse: papà, ci posso venire? Mio nonno ci disse che se ci voleva venire, stava su serie qua. Non nozzo ci disse che basta casa lo portava, magari i due, stava sotto. Mio nonno, tutto contento, si tagliava allo figliosone nozzo. E mio nozzo sapeva che su mio nonno, lo marito di mia nonna, suo padre, avesse scacciato l'occhio. Voleva dire di sì. Me ne hanno scacciato l'occhio e Nanuzzo tutto contento si accorcare. Dormiva, ma dormiva con l'occhio aperto. L'indomani, alle 4, Menanno, Nanuzzo, Ciccio, un carretto, se ne vanno sotto l'occhiario della luna a cercare lo sole comparire. Vuoi sapere qual è Ciccio? Lo conta e se la scuote ti risponde. Troina è il nome dello paese dove Menanno se ne è a vendere la verdura. 7 ore di camminata a piedi. Dopo mezz'ora le nozze era stanco, Menanno lo pigliavo, lo messo sopra il carretto, pigliò tanticchie di prezzemolo e con tanticchie di prezzemolo fece un mazzetello e ci ho messo sotto la testa del nozzo a modo cuscino. Il nozzo era incuriosito e affascinato da tutte quelle stelle. Mai ne aveva viste così tante, tutte insieme. Stelle che profumavano di basilico, di prezzemolo e di qualche scorreggio che di tanto in tanto Ciccio lasciava andare. Nenuzzo, con stupore, fissava una stella e non capiva com'è che... cadeva, lasciando dietro una scia. Lucaso voleva, che ogni volta che Ciccio lasciasse andare uno scorreggio, una stella cadeva, tanto che Nenuzzo pensava che era Ciccia con i suoi scorreggi a fare cadere le stelle. Però certe volte Ciccio faceva scorreggi più leggeri, le stelle non ne cadevano, restava solo la puzza. Ma quando faceva sopra serio, e non vi era puzza alcuna, tanto che Nenuzzo pensava che la puzza si trasformava nella scia di luce che la stella si lasciava alle spalle. Nello mentre Menanno, con passo sicuro ed elegante, camminava, ogni passo era lo stesso da creduto prima, lo stesso da creduto dopo, camminava a dire che tutti i passi erano gli stessi. Pa, 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 pa. Ogni tanto c'era qualche pozzanghera, qualche fossore, e Menanno per non allordarsi le scarpe gli aveva satariano, ma ogni passo sempre lo stesso. Pa, 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 pa. Il vento cantava il verde dei campi, nascosto dall'assenza del sole. In Sicilia i colori non ti lasciano mai solo. Profumo di terra madre ti culla immobile. Mai silenzio migliore dello scricchio dei grilli, dello scrutcciare dell'erba secca, del di un coniglio spaventato, dello zirigolare delle formiche. Amo perdermi nella mia terra. Stupido l'occhio che cerca il sole altrove senza riconoscerne il proprio. Intanto l'Etna all'orizzonte aspettava che qualcuno le contasse un conto. Pa, 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 pa. Giorno Menanno venne assai e lo guadagno fu buono e fu così che Menanno, lo marito di mia nonna, decise di comprare un regalo per mia nonna, un ciondolo con una ballerina che non stava ferma ma ballava bella, era come lo sole in tale sfiga del grano. Allo tornare lo carretto era più leggio e ora Nenuzzo si poteva sparapacchiare meglio. E nonostante ora ci fosse lo posto in dello carretto, Menanno, con passo sicuro ed elegante, continuava a camminare a piedi. Pa, 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 pa. C'erano le briganti. Le briganti ci levano tutte le sorde dello guadagno. Poi
si volevano prendere anche il ciondolo con la ballerina. Ma me l'hanno, sono messo in mano così. E ci disse che ci potevano tagliare magari la testa, ma due ciondolo non l'avevano a toccare. Le brigante cominciarono a darci legnate, mascate tombolate corpa, legnate mascate tombolate corpa, legnate mascate tombolate, ma lo ciondolo non lo trovarono perché me l'hanno ci disse che ci potevano tagliare magari la testa, ma due ciondolo non l'avevano a toccare. Nello mentre Nenozzo dormiva con gli occhi aperti e mentre dormiva si era mischiato in mezzo alla verdura che era rimasta, tanto che pareva un carciofo in mezzo all'altro. E le brigante manco se ne avevano accorciuto che c'era Nenozzo. E mentre Nenozzo dormiva con gli occhi aperti, tutto una ciccio, una stella, che era la più vecchia di tutte le stelle che ci sono nel cielo, stava cascando. Seconda, che le stelle più vecchie sono e più belle diventano. Quando cascano perché sono troppo belle. E è con dolore che fanno quando cascano. Il desiderio dei cristiani è che sono scuri. Si addormentano e diventano verità. Temporette, la verdura che aveva rimasto nel carretto si cominciò a muovere e in tottona al lato carretto c'era un cristiano fatto da verdura. O posto della testa aveva un bolone di che rosse, o posto di braccia di un mazzicacoccio, un pammare di figurine e o posto di pere di cucozza d'inverno. Ma so pare a dare le ghiate, cucozza che coccio la figurina melonate, cucozza che coccio la figurina melonate, cucozza che coccio la figurina melonate e le brigante se ne scapparono. Poi la verdura si cominciò a sfogliare e se la dava dopo maroro, una fetta di molone, due ciliegie. E lo sapete che c'era sotto l'uomo verdura? La ballerina. Bella era, come lo sole dalle spighe del grano. E me l'hanno arrestato con la mano così. Aprì e nella mano c'era solo il ciondolo. E me non sapeva che fare. E si tagliava a destra a manca, a destra a manca, a destra a manca. E la ballerina tornò nel ciondolo. Nello mentre Nenozzo dormeva con gli occhi aperti, Menanno con passo sicuro ed elegante camminava e Ciccio, fedelmente come sempre, trainava il carretto. Mi svegliavo. Dalla finestra della stanza del forno si intravedeva il sole affaccendato nel riempire le proprie valigie di coperte per andare a scaldare nuovi orizzonti. Anche il forno cercava il fresco riposo della notte. I cicciolini erano pronti. Ai, 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 ai. A quando vennero più tende dell'anno scorso. Quest'anno sono venuti peggio dell'anno scorso. Ogni anno commentava mia nonna. Ah, ma che stai dicendo, nonna? Ma se sono troppo belle, ma te che c'è qua, nonna? Ma che sa c'ha nonna? Che sto? Venne tutto cagliato. Avanti. Che st'altro? Venne tutto sgommato. Dalle cucina, nonna? C'è Santina, c'è. Ti aspetta, nonna? Vado a ciuccio lì. No, aspetta, nonna. Che va bene. Va, nonna. Io ci le più scarsoletti. Ne pigliamo l'altro. E l'altro ci diamo i cristiani. Mia nonna diceva che ci le più scarsoletti. Quelli venuti meno bene. Ce li prendevamo noi, i parenti più stretti. E l'altro ci davamo i cristiani, agli estranei. Santina,
Oh Santina, te Santina, te un cicciolè. Santina, Santina, Santina. Santina stava in faccia a casa di Mananna. Stava sempre seduta dietro la finestra che dava nel cortile, nascosta dalla tendina che lei stessa aveva ricamato. Ma se guardavi attentamente da finestra, di tanto in tanto vedevi una mano di femmina che leggermente scostava la tendina. Vengo, mamma, vengo, rispondeva rassegnata Santina mentre riponeva la tendina al suo posto. Santina! Santina! Vegno, mamma, vegno. Posava il tombolo sul piccolo tavolo che aveva di fronte. Santina! Santina! E vegno, mamma, vegno, rispondeva ancora Santina, mentre tirava fuori dal cassetto in alto la boccetta con le gocce, sotto lo sguardo fisso di un Gesù di un quadro posto sul cantarano, da piccola. Santina, accanto a quel quadro, trovava un cioccolatino, un biscottetto, una caramella. Ora da lato c'era un bicchiere a calice ricoperto da un centrino ricamato da Santina e una bottiglia da rosolio, tutta colorata, ripiena d'acqua a metà. Santina! Santina! Vegno, mamma, vegno. Versata un po' d'acqua nel bicchiere e contate le gocce, portava la medicina alla madre. Poi riposava un bicchiere sopra un cantarano, commigliava a cucentrina e tornava a passettare senza la seggia arrera la finestra. Ma prima d'assettare se un'altra volta Santina leggermente scostava la tendina per tagliare il do cortile. Santina era bella, come lo sole in tale sfiga del grano, che pareva una ballerina, pareva. Certe volte Santina pisceva da sotto lettorarne una cassa di legno, arapeva, e dentro c'erano lenzuola, tovaglie, c'era il corredo. Ma di lenzuola e di tovaglie aveva assai che erano nella cassa di legno sotto lettoranne. Santina arapeva, una cavanticchia a testa, e la tornava a chiudere per razzettarla sotto letto. Da quando Santina non era più una piccerina, che aveva diventato una signorina, do cortile ci passava solo a pigliare a trovare i parenti o a domenica a pigliare la messa. A po' o cortile tagliava solo arriera la finestra, canziando la tendina che lei stessa aveva ricamato. E più volte Santina canziava da tendina, alleggia si avvicinava da vetrina e correndo s'ammucciava se no cortile c'era Giovanni. Le piccerette, Santina e Giovanni giocavano insieme. Poi, crescendo, non si parlano più. Da anni, quando Giovanni incontrava Santina, si levava la coppola, segno di saluto e di rispetto. Santina diventava rossa, faceva come per ridere, calava la testa e correndo passava avanti. A domenica, a risciuta dalla messa, Giovanni, tutto zazzato, col vestito nuovo della domenica, si lavava la coppola, un segno di saluto e di rispetto. Santina diventava rossa, faceva come per ridere e pensava che s'accò correndo sotto lettoranni. Non venne una domenica a lavarsi la coppola a Giovanni e non venne neanche le domeniche appresso. Qualche tempo dopo tornò Giovanni, tutto zezzato, col vestito nuovo delle nozze e il bouquet da dare a Lia, a figlia del fattore. Non sorrise più Santina quando incontrava Giovanni, che si lavava ancora la coppola come un tempo, ma continuò a scostare la tendina per tagliare il do cortile. Vengo, mamma, vengo.
Dopo che ci davo Giulì a Santina, tornavo nella stanza del forno e tutti si erano presi il proprio Giulì. La stanza del forno era come il giorno prima, come se niente fosse successo. Ma il profumo di quella pasta, la pasta misteriosa creata dal nulla, che la si prende a pugni per farla diventare più buona e saporita e la si lascia riposare per farla crescere, quel profumo rimaneva per almeno 2 mesi. Mi pigliava un Giulì. Comanico. Grazie nonna, grazie tu Giulì, niente tutto. Avanti che vado a cenare un nozza. Grazie a te che veniste. No, per poter mangiare lo Giulì bisognava aspettare il lunedì di Pasqua. Ma da 2 giorni mi pareva che non finivano mai, mai. E appena un lunedì di Pasqua mi svegliavo, la prima cosa che andavo a fare era mangiare lo Giulì. E mentre mi mangiava lo Giulì, era come se mi mangiava tutte le conte che mia nonna mi aveva contato. Santina, Santina, bella come lo sole e dalla spiga del grano. Alle 4, quando non si capisce su del notte a mattina, tutte le foglie si trasformarono in lingue. Verde, 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 come l'eva che ogni giorno Petruzzo ci dava a mangiare la sua pecorette. Correva, e era più veloce del cavallo dei lepre e guregno che ce va a fa. A crepuzza libra, manca la parola, ci manca. Pa, 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 pa. Le stelle, quando cascono perché sono troppo piedi. E quando rosso che fanno quando cascono, i desideri dei cristiani, perché sono un scoro, si addormentano e diventano verità. Il primo venerdì santo, in cui mia nonna non c'era più, intenso sentivo il profumo della pasta dei cicciolini di mia nonna. E capii che ogni anno, ogni venerdì santo, quando di buon mattino andavo a casa di mia nonna per scoprire il mistero della pasta, mi perdevo. Mi perdevo nei conti che mia nonna mi contava. E così, a conto venuto, la pasta era già pronta senza che io me ne fossi accorto. Ma sono sicuro che ogni anno, ogni venerdì santo, da qualche altra parte, mia nonna, in un mega forno galattico, inforna tonnellate e tonnellate di cicciolini. E a farle da compagnia lo sguardo stupito di un bimbo.